Le immagini che vedete sono state registrate il giorno dopo, il lunedì di Pasqua, presso la presunta isola ecologica di Zingarello, perché l'idea era buona di far partire la differenziata Zingarello con un'isola ecologica, solo che questa è stata scambiata dagli incivili come discarica e quindi ci ritroviamo adesso una discarica pubblica dentro una frazione agrigentina. Questo non è più possibile e abbiamo chiesto al sindaco di Agrigento, all'assessore, e all'Iseda di levare questa discarica e iniziare porta a porta come il resto della città. Questa discarica è diseducativa, oltre ad essere anche diseducativa, eppure vi è l'impossibilità per chi vuole fare la differenziata a Zingarello di poter conferirla lì, perché bisogna spostare tutti i sacchetti, come vedete sono montagne di sacchetti. Speriamo che questo venga fatto prima dell'estate e soprattutto prima del 25 aprile e del 1° maggio, che sono due date importanti per il conferimento della spazzatura. Questo non deve più accadere, perché Zingarello non merita tutto questo.